Buonasera amici sportivi, seconda giornata di campionato Serie A, si affrontano alla Stella Azzurra FC Hammers e Selezione Romana Mediolanum. Subito la selezione in avanti, attenzione però perde un brutto pallone, allora Mellaro davanti, la conclusione sul palo. Rimessa laterale, avanza poi il passaggio a cercare Zezza, attenzione Di Mario si coordina! Che gol di Di Mario, terzo centro stagionale, bellissima la rovesciata che va a sbloccare la partita qui alla Stella Azzurra. Selezione Romana 1, FC Hammers 0. Lancio lungo ancora per Di Mario, riesce a staccare poi Zezza, attenzione sotto misura, esce bene il portiere. Rimessa laterale, anticipo della selezione romana, poi Di Mario stacca Latini, male però, attenzione all'imbucata per Zezza, va col destro, lo strozza troppo. FC Hammers in avanti, cerchio di centrocampo con vuoto, si coordina col mancino, fuori di pochissimo. Rimessa laterale, palla per Mellaro, la mette giù, poi si coordina subito, a pallone para. Nuovo lancio in avanti, vuoto, la sponda, la mette giù. Poi Meschini controlla la conclusione col mancino. Agguanta il pareggio l'FC Hammers. La conclusione col mancino del numero 7 Meschini. Selezione romana in pressing, va a recuperare un buon pallone, attenzione, la conclusione di Amaldi. Torna in vantaggio la selezione romana. Grandissimo gol del numero 9 Amaldi con il destro. Pallone spostato a destra per Dio ci aiuti, si coordina, attenzione La Rosa tocca male, l'autorete sfortunatissima di La Rosa che regala quindi il gol del 2-2 al FC Hammers. Davvero scomposto l'intervento del difensore. C'è un nuovo lancio lungo molto interessante per Mellaro, la mette giù, poi la conclusione al volo di Meschini. Hammers in proiezione offensiva, attenzione, la conclusione, si distende a pallone. Pallone sull'out di sinistra, viene messo dentro, non blocca pallone, poi la conclusione di Mellaro, fuori. C'è un calcio di punizione in favore della selezione romana, può andare Di Mario. Pallone murato però ed arriva anche il triplice fischio alla Stella Azzurra, FC Hammers, selezione romana, finisce 2-2.